Ma devo dire che l'incontro di oggi, come quello che abbiamo fatto a Rovigo, un po' dappertutto, è una risposta molto importante. E man mano che procediamo, oggi siamo al quinto incontro, vedo un maggior interesse e una maggior convinzione. Era questo che noi ci proponevamo. Lo statuto, se vogliamo che sia del Veneto e nella realtà dei cittadini veneti, bisogna che ci sia questa partecipazione. Oggi abbiamo avuto una presenza numerosissima di rappresentanti istituzionali della provincia, dei comuni, dei mondi economici e siamo alla quinta presenza. Avremo venerdì un importantissimo incontro attraverso il CRELI in Consiglio regionale a Venezia e poi domani mattina siamo ad analoga possibilità di ascolto in provincia a Venezia e poi lunedì chiudiamo a Belluno. Ecco, noi avremo alla data del 2 di agosto completato un giro importante di ascolto della realtà del Veneto nelle sue diverse posizioni e configurazioni. Mi pare che il dato che sta crescendo è quello della convinzione, della necessità di dotarci di questa Carta Costituzionale nella sua diversa composizione, statuto e regolamento, per davvero riuscire a ottenere il federalismo che tutti noi vogliamo. Quel federalismo di cui non possiamo più fare a meno se vogliamo che il Veneto resti nelle posizioni delle regioni di eccellenza. Questo a maggior ragione all'interno di una situazione che deve superare la crisi, che ha dei segnali di possibilità di ripresa, ma che devono essere consolidati. Ecco, lo Statuto può servire anche a questa accelerazione nella misura in cui convinciamo le istituzioni a fare davvero un sistema a rete che superi gli sprechi, che superi le inefficienze e che risponda rapidamente ai bisogni dei cittadini.